Si va dunque con la sesta corsa, che è anche il centrale del pomeriggio bolognese, un handicap su 3 nastri: Valchieri Rano, Silideron, Velox Mail, Potter Jet, Udine Casta, Cabanda Fi, Apercuzzi. Poi a 2080 Rambo di Cesato, Tanguy Wise, a Pronti? 2100 Oliver Cosmos e 1, Token B, 2, proprio Token B il 3. favorito, numero 12 Mauro Bisuzzi. Buono il segnale. Vediamo chi riesce a sfilare. C'è il tentativo di Potter Jet, che trova però l'opposizione di Velox Mail, che li rientra. Più Numero indietro 6, Osilideron, la Takabanda rottura FI, per Takabanda Fi e squalificato. si accoda in seconda posizione. Intanto Potter Jet, convergendo velocemente avanti a Osilideron e conquistando così la seconda moneta, mentre la Numero seconda 1, posizione, Valkyria Run, mentre all'esterno c'è la squalificato. progressione di Tanguy Wise. Tanguy Wise attacca e ottiene strada da Velox Mail, quindi Leonardo Vastano con mossa dopo 300 metri di gara viene a rilevare Velox Mail, che gli lascia strada dopo 400. Terza posizione per Potter Jet davanti a Osilideron, poi Udine Cass e via via tutti gli altri. 600 il 46,2 e corsa guidata ora da Tanguy Wise nei confronti di Velox Mail e Potter Jet. Osilideron e gli altri. Intanto esce all'esterno proprio Osilideron dopo 800 metri completati in 1-2-2. All'esterno anche Rambo di Cesato, che ha preso la schiena di Osilideron, mentre in terza pariglia c'è Token B, che ha gradualmente recuperato la penalità e dopo 1 chilometro in 1:18,2 insomma è ben sistemato, diciamo, ecco, e ora viene via in terza ruota. Infatti Token B, terza corsia, lo scatto a un giro dalla conclusione per andare su Tanguy Wise. L'errore di Osilideron. Numero 2, Eh, Osirideron, squalificato. Insiste intanto Token B all'attacco di Tanguy Wise. Velox Mail a contatto, siamo a 600 dalla conclusione, regge però Tanguy Wise a 500 dalla conclusione, ha respinto un primo attacco di Token B a contatto, si mantiene Velox Mail, più indietro è Potter Jet e gli altri, intanto 400 alla conclusione con il parziale in 14,3 ora. Cerca di venirvi anche Oliver Cosmos in terza ruota e l'altro dei penalizzati, Oliver Cosmos, mette in campo un parziale davvero notevole e in terza ruota recupera sugli avversari. Token B intanto si sta liberando del battistrada e entra in testa in retta d'arrivo, ma c'è Oliver Cosmos da tenere a bada. Oliver Cosmos che insiste, si difende Token B e Oliver Cosmos, ma è sul palo ancora Token B, che di precisione si salva da Oliver Cosmos. Al terzo chiude Velox Mail, i due quindi a meno 40 emergono in lotta e finiscono nell'ordine. Token B su Oliver Cosmos, almeno questa è l'impressione, ma suona la sirena perché evidentemente c'è stato qualcosa forse sulla penultima curva quando Token B è passato su Osilideron. Attenzione, la Andiamo a giuria, rivedere. prima di confermare l'ordine d'arrivo, si riserva di visionare il film della corsa.